La parola al Presidente Franco Jacopo, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Sì, grazie Presidente D'Alia e un grazie doveroso, cordiale a lei e alla Commissione, perché nel corso dei lavori importanti che hanno visto appunto 9 mesi di percorso, una gestazione quindi nei crismi dei tempi per un risultato che è oggi a disposizione dell'intero sistema Paese. Ringrazio anche perché ha voluto coinvolgere la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Troviamo nel testo i contributi che abbiamo voluto portare a questo dibattito. Non voglio entrare nello specifico di alcuni temi che potrebbero anche apparire divisivi, quali sono ad esempio quelli del futuro delle conferenze nel caso della presenza obbligatoria dei presidenti di regione nel Senato, nel nuovo Senato, ovviamente a riforma approvato, o quelli che sono i profili giuridici che sono stati anche evidenziati nelle valutazioni di carattere comparativistico tra le varie conferenze, che ovviamente hanno avuto negli interventi che mi hanno preceduto anche modo e motivo di esprimersi. Però credo che ci siano alcuni elementi di scenario e valutazione che vorrei sottolineare rapidamente. È evidente che il tema della rappresentanza dei cittadini nei processi decisionali e particolarmente nei processi legislativi risulta essere ogni giorno questione più centrale e complessa. Ricordo che nelle ultime elezioni, votazioni, ormai la percentuale dei cittadini che va a votare è ormai prossima al 50% se non meno. C'è la necessità di far sentire il cittadino più partecipe, più parte attiva rispetto ovviamente alla gestione della democrazia. Il populismo crescente è evidentemente più sintomo che soluzione di tale domanda e per quanto il tema sia spesso cavalcato anche da forze politiche richiede un approccio anche di metodo. Diviene così chiaro lo sforzo che l'intero ordinamento costituzionale deve fare per garantire sempre più e sempre meglio, nell'indubbia necessità di processi decisionali tempestivi ed efficaci, una rappresentanza diffusa ed inclusiva non solo dei corpi intermedi, spesso troppo deboli e disarticolato, ma in qualche modo del singolo cittadino che sollecita appunto questo rapporto. Un secondo scenario di sistema è ovviamente rappresentato dalla necessità di comprendere la complessità delle dinamiche di decisione e di integrare appieno i diversi livelli di governo, sia in fase ascendente che discendente, particolarmente sull'asse, è stato richiamato a più riprese, sull'asse Europa, sistema delle autonomie locali. In questo senso diviene allora centrale una organizzazione, una modalità di relazione che valorizzi sempre di più le capacità di collegamento e coordinamento tra i diversi livelli, evitando da un lato le sovrapposizioni di competenze e responsabilità e dall'altro soffocanti centralismi. Richiamo l'intervento del Presidente Mazziotti, che di fatto ha sottolineato la necessità dell'integrazione dei livelli di governo. Anche se volessimo per un momento prescindere dal grande dibattito sulla riforma costituzionale che ci coinvolge in questi mesi, vi è oggettivamente un tema di discussione e confronto sulla natura regionalista del nostro Paese. Ne parlavamo oggi, tra l'altro, al convegno del CNR e SIRF proprio sul tema tra Stato e sistema regione, delle regioni. Sulla valenza e sul significato ancora del modello Glocal, coartato troppo spesso tra mutamenti internazionali e necessità economiche e ricerca invece di una necessità ancora di governo dei processi ponendo la centralità delle persone, quindi una capacità di riuscire ancora a far stare assieme, trovare ragione di far stare assieme il nostro Paese in tutte le sue componenti e compagini sociali. Queste grandi diverse pulsioni sopra descritte molto sinteticamente possono trovare appunto felici sintesi non in costruzioni monolitiche e omnicomprensive, ma in sistemi a rete fortemente integrati, leggeri nella struttura e diffusi per competenza e rappresentanza. Nel nostro caso, ovviamente come conferenza delle assemblee legislative, una rappresentanza con caratteristiche orizzontali. La stessa relazione oggi proposta dalla Commissione ci invita a fare una serie di votazioni che sono indubbiamente legate agli scenari del dibattito politico istituzionale di questi mesi,
con in primis il tema delle riforme costituzionali, ora all'esame dei cittadini attraverso lo strumento referendario. Un primo dato che mi pare emerga con chiarezza può sintetizzarsi nel senso che il sistema delle conferenze, naturalmente a partire da quella pro tempore che coordina, è utile e necessario al sistema Paese, proprio a partire ed in ragione della proficua relazione con il Parlamento e con il sistema dell'esecutivo. Non siamo quindi, né se il referendum dovesse negare la riforma costituzionale, né ovviamente ancora di più se dovesse confermarla, in presenza di superfetazioni da semplificare, ma di elementi di raccordo istituzionale che sorreggono e mantengono la giusta tensione del confronto. In questo senso vorrei in poche battute anche porre in evidenza elementi a nostro avviso qualificanti nell'attività della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e utili quindi a riflessione nel senso sopra prospettato. Innanzitutto il primo punto che poniamo è dato da alcune contingenze, ma divenuto consolidato il rapporto ad esempio con la Corte dei Conti, non solo in relazione all'attività di controllo, ma di rappresentanza e di interlocuzione diretta per conto delle assemblee legislative regionali, tra l'altro confermato proprio dall'approvazione dell'articolo 10 bis del decreto legislativo sul procedimento contabile, con i pareri trasversali di comune interesse che vengono affidati al sistema delle conferenze, di interlocuzione e di rapporto. Il secondo rappresentato, è stato richiamato anche negli ultimi interventi, dall'esperienza maturata all'interno del Comitato delle Regioni, con riconoscimento con la legge 234 del 2012, proprio quale organo consultivo dell'Unione Europea di rappresentanza del sistema delle regioni e delle autonomie locali, nonché della CALRE, la Conferenza delle Assemblee regionali legislative dell'Unione Europea, luoghi nei quali il legislatore regionale vive e si interfaccia con la dimensione europea e diviene costruttore di quella multilevel governance, cioè di quel governo multilivello, con un protagonismo a partire dalle comunità territoriali per l'affermazione di quel principio di sussidiarietà che è contenuto nel Trattato di Lisbona e nei trattati europei. Il terzo che trova proprio qui nel Senato e nell'autorevole attenzione e iniziativa del Presidente Grasso, che con la nostra conferenza ha voluto consolidare un rapporto di collaborazione, studio e confronto fino alla recentissima stipula di una formale convenzione, un progetto ambizioso sia per quanto attiene il delicatissimo tema dell'esercizio della funzione legislativa e della sua qualità, che nella forse nuova, se appunto la riforma troverà corso, ma assolutamente necessaria funzione ispettiva e di valutazione delle politiche che nelle assemblee legislative, nei rispettivi ambiti, sono oggi più che mai chiamate ad adempiere nella giusta dialogicità con gli esecutivi e in un ulteriore rafforzamento dei sistemi di check and balance. La relazione assai ampia e articolata oggi al nostro esame in più occasioni rimarca peraltro la necessità che il sistema delle conferenze, che come molto ben argomentato hanno natura e funzione e profilo diverse tra quelle intergovernative e quelle orizzontali come quella che rappresento, abbia nell'attuale quadro la necessità di un passaggio ulteriore di consolidamento e di riforma. Non paia una colorata dissonanza o un'ardita antitesi parlare contestualmente di consolidamento e di riforma, perché per quanto attiene il sistema delle conferenze sono due facce della stessa medaglia, o meglio due rotaie su cui scorrere per un migliore equilibrio. È giusto che mi sottragga, per un doveroso rispetto, alla tentazione di intervenire anche sul profilo delle conferenze intergovernative, di cui ha parlato ovviamente il Presidente Rossi e anche il Sindaco Bianco, per concentrare in pochissime battute quello che può rappresentare il ruolo, il significato e la prospettiva della Conferenza delle Assemblee legislative in questo processo di riforma. Alcuni contributi. È indubbio che il delicatissimo tema dell'esercizio della funzione legislativa e del riparto delle competenze per materie tra il sistema statuale e quelli regionali richieda sempre più luoghi di raccordo e di raffreddamento dei conflitti, di superamento delle differenze, di decongestione dei contenziosi anche attraverso le sinergie preventive. Sotto questo profilo è innegabile che la riforma costituzionale in esame porta alla necessità di un nuovo equilibrio che potrebbe trovare, quasi come fruttuosa deriva, un inutile esito, un possibile incardinamento o comunque relazione forte della Conferenza delle Assemblee legislative all'interno e come parte integrante o complementare del Senato delle Regioni e delle Autonomie.
In un momento nel quale il dibattito al centralismo e il regionalismo rischia di apparire divisivo, l'esperienza delle conferenze, ed in particolare quella delle assemblee legislative, nella quale partecipano e si esprimono i presidenti secondo il principio di una testa un voto, costituisce elemento di equilibrio rispetto al tema della rappresentanza legata ai principi di proporzionalità. In questo senso è innegabile che un forte coordinamento tra il Senato delle Regioni ed autonomie e la conferenza delle assemblee è elemento che stempera alcune sproporzioni, frutto non certo causa una oggettiva disomogeneità demografica delle nostre regioni e delle modalità elettive dei consiglieri senatori, di cui ad oggi non conosciamo quale sarà l'esito e quale sarà il risultato, ovviamente nella logica di una legge elettorale bicamerale che ancora dovrà trovare origine. Questo è stato già richiamato dagli interventi che mi hanno preceduto. E nell'ambito quindi di un compiuto sistema democratico il tema della valutazione delle politiche, siano esse a dimensione regionale che statuale che europeo, è la faccia complementare della rappresentanza democratica. La complessità della sfida e la molteplicità dei livelli chiede formazione, esige trasparenza, importa competenza diffusa. In questo senso è possibile attrezzare e coordinare attraverso un sistema integrato, conferenza delle assemblee, Senato delle autonomie in maniera sinergica, da un lato, il Senato e contemporaneamente le assemblee legislative territoriali. Un tanto rappresenta un passaggio particolarmente significativo e consentirà anche ai senatori consiglieri e ai senatori sindaci, appunto nel caso la riforma venisse confermata dal referendum, un esercizio più diffuso e consapevole delle nuove funzioni. Ecco, questo senso è il contributo che vogliamo dare a questo dibattito e ovviamente l'impegno che tutti noi dobbiamo assumere per vincere e affrontare quelle sfide importanti che anche il Presidente Rossi ha sottolineato nel suo intervento. Grazie.